Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Trapani sanità rapida ed efficiente per il boss Messina Denaro, tutte le tappe ricostruite nella motivazione della sentenza che ha condannato un radiologo, suo fiancheggiatore. A Messina condannato a 6 anni in primo grado il professore accusato di molestie agli studenti dell'istituto IACI. Il docente avrebbe usato un profilo social falso per adescare i ragazzi. A Palermo buste paga false per ottenere finanziamenti dalle poste, scoperta un'organizzazione di truffatori. A Catania svuotano la sede dell'associazione Vita 21 e rubano anche colombe realizzate ai ragazzi con sindrome di Down. L'antico Egitto in mostra a Ragusa per la prima volta in Sicilia, reperti delle collezioni del Museo Egizio di Torino. Calcio, Catania già proiettato ai play-off, si svuota intanto l'infermeria, primi allenamenti anche per Guglielmotti. La crisi del Messina Calcio, non pagate le spettanze ai tesserati, pronto il nuovo deferimento. Bentrovati a Trapani, dove le liste d'attesa lo sono lunghissime in fatto di sanità. La sanità invece è stata rapida ed efficiente per il boss Messina Denaro. Tutte le tappe sono state ricostruite nella motivazione della sentenza del GIP che ha condannato un radiologo, suo fiancheggiatore. Sentiamo Luca Ciliberti. Mentre la sanità a Trapani fa acqua da tutte le parti, resta emblematico il caso degli oltre 3.300 referti istologici mai consegnati a pazienti e quasi 200 di questi si sono poi ammalati. Per il boss Matteo Messina Denaro invece il percorso terapeutico sanitario proprio a Trapani è stato impeccabile e velocissimo grazie alla rete dei suoi fiancheggiatori, tra questi anche medici poi finiti in manette. Il GIP di Palermo ha depositato la motivazione della sentenza con cui ha condannato 8 anni Cosimo Leone, tecnico radiologo accusato appunto di favoreggiamento. L'intero percorso sanitario di Messina Denaro presso l'ospedale di Mazara del Vallo è stato connotato da una straordinaria rapidità ed efficienza, scrive il giudice, non soltanto con riguardo alla tempistica del ricovero, ma anche all'effettuazione dell'attacco originariamente programmata per il 20 novembre, ma poi anticipata dapprima al 17 novembre e poi al giorno 10 novembre. Nello stesso processo fu condannato a 10 anni anche l'architetto Massimo Gentile, che avrebbe prestato la sua identità al latitante. L'accusa in aula fu sostenuta dal PM Gianluca De Leo. Tra la diagnosi di tumore al colon, malattia che poi lo ucciderà, fatta il 4 novembre del 2020, e il ricovero, passarono infatti solo 5 giorni e dal ricovero all'effettuazione dell'attacco, grazie al cambio di turno chiesto da Leone, solo un giorno. Il 13 novembre, infine, il boss venne operato all'ospedale di Mazara. Oltre ad aiutarlo nell'accorciare i tempi sanitari, Leone, come risulta dai dati del traffico telefonico, fece avere al capomafia un telefono cellulare ed una scheda telefonica pulita per consentirgli di avere un canale di comunicazione verso l'esterno. In un momento assai delicato, non solo per lo stato di salute del latitante, ma per l'intero assetto e per gli equilibri interni a Cosa Nostra, conclude il GIP. L'aeroporto di Palermo resta senza amministratore delegato. Con una lettera notificata, Vito Riggio ha anticipato le sue dimissioni, rendendole subito operative. Maglio Viola. E alla fine Vito Riggio se ne andò sbattendo la porta. L'amministratore delegato della GESAP, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo, già dimissionario, ha deciso di non attendere neanche l'approvazione del bilancio prevista a giugno ed oggi, con una nuova lettera al CDA riunito a Palermo e al sindaco Roberto Lagalla, quale principale azionista, ha comunicato l'efficacia immediata delle sue dimissioni. Lo ha fatto non senza passaggi polemici. Vista la fretta di provvedere diversamente, tolgo subito il disturbo, ha scritto l'ex presidente ENAC. Il suo riferimento è alla richiesta reiterata di azzeramento della governance di GESAP da parte del presidente della regione, Renato Schifani, e alle parole del sindaco Lagalla, che non intende sostituire tutto e tutti, ma l'amministratore delegato sì. I dati del bilancio 2024 confermano che i 2 anni trascorsi sono i migliori di tutta la storia della società, aggiunge senza mezzi termini nella sua lettera a Riggio. I rapporti fra Schifani e l'amministratore delegato si erano guastati dopo un'intervista nella quale criticava la scelta della regione di tagliare le tasse comunali di imbarco negli aeroporti minori, ovvero Comiso, Trapani, Pantelleria e Lampedusa. Ma alla base di tutto ci sono le pressioni per la privatizzazione che vengono dalla regione, che però non è azionista GESAP. Di contro la frenata in attesa del via libera della Corte dei Conti al piano di rientro dei conti comunali, che viene invece dal comune che detiene insieme alla città metropolitana oltre il 70%. Divergenze fra Schifani e Lagalla, rispetto alle quali Riggio si trova comunque nel mezzo.
Mentre controllavano i documenti di un automobilista di 52 anni fermato per un controllo a Campofranco in provincia di Caltanissetta, i carabinieri hanno notato che nella vettura c'era una donna con diverse ecchimosi al volto. Una volta tranquillizzata, la donna ha raccontato ai militari di subire da tempo condotte vessatorie da parte del compagno, il quale la sera precedente si sarebbe scagliato ancora una volta contro di lei, provocandole traumi, per cui si era necessario procedere alle cure sanitarie. I carabinieri hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti e lesioni personali e nei suoi confronti il GIP di Caltanissetta ha quindi disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. A Messina il caso del professore degli incontri sessuali con gli alunni dell'istituto IACI è arrivata alla prima condanna a 6 anni. Francesco Triolo. È stato condannato a 6 anni di reclusione il professore 37enne Giulio Chiofalo, docente dell'istituto IACI di Messina, arrestato nel 2023 con l'accusa di molestie sessuali ai danni di alcuni studenti. Una vicenda lunga con indagini dettagliate che hanno ricostruito gli incontri che il professore aveva con diversi studenti adescati anche sui social. La condanna, con lo sconto di 1/3 della pena per la scelta del giudizio abbreviato, arriva dopo l'udienza preliminare e dopo che la PM Roberta Laspeme aveva chiesto per il docente la pena di 6 anni e 8 mesi. Nel procedimento sono costituiti come parte civile 3 studenti molestati e abusati. L'indagine prese il via ad ottobre del 2023 dopo la denuncia della madre di uno studente di 17 anni che si era accorta di qualcosa di strano nel comportamento del figlio e soprattutto della sua improvvisa disponibilità economica e dei parecchi regali ricevuti dal docente, una PlayStation, anche un motorino. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri emerse che sin dal 2022 Chiofalo aveva avuto rapporti sessuali con il giovane in cambio appunto di denaro e parecchi regali. Poi l'indagine si allargò ed emersero altri casi analoghi. Dalle indagini sarebbe emerso anche come il docente utilizzasse un profilo fake di una donna su Instagram per attirare i ragazzi a cui chiedeva foto. Finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP nei confronti di 4 giovani indagati per rapina pluriaggravata in concorso, usurpazione di funzioni pubbliche e detenzione di armamento militare. Al centro delle indagini dei militari una rapina commessa a San Vito Lo Capo da parte di 4 giovani e armati di pistola che, spacciandosi per poliziotti e mostrando 3 pistole prive di tappo rosso, hanno bloccato la vittima simulando un controllo. Quando il derubato si è accorto però che i finti agenti gli avevano sottratto una somma di denaro dal portafoglio, ha ingaggiato una colluttazione con gli aggressori che sono passati alle minacce con le armi fino a esplodere un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. Adesso ci fermiamo per qualche istante, ci vediamo tra pochissimo. Una vera e propria organizzazione criminale produceva buste paga false e metteva in piedi pratiche irregolari per ottenere prestiti dal sistema postale. Nell'organizzazione un dipendente delle poste e un mediatore finanziario. Manlio Viola. Buste paga false per rapporti di lavoro inesistenti in modo da scavalcare le iscrizioni in blacklist e ottenere prestiti soprattutto dalle poste. Sono una quarantina coloro i quali hanno ottenuto somme di denaro con pratiche istituite negli uffici postali di Casteldaccia, Bagheria e Palermo. Il tutto grazie ad una organizzazione della quale faceva parte anche un dipendente delle stesse poste. E quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Postale delle Telecomunicazioni, l'indagine è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Sicilia Occidentale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese. 5 in tutto le persone ritenute organiche all'associazione a delinquere destinatarie di provvedimenti restrittivi, fra cui un dipendente proprio di Poste Italiane. L'accusa è per tutti associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe. Le indagini sono partite da un esposto presentato dal responsabile dell'ufficio siciliano Fraud Management di Poste, sulla base dei primi accertamenti della Polizia Postale effettuati sulla richiesta di finanziamento sospette. La Procura di Termini ha poi disposto intercettazioni e perquisizioni che hanno consentito di ottenere importanti riscontri, tra cui il rinvenimento all'interno del computer di documenti contraffatti riguardanti le buste paga falsificate e copie delle pratiche illecite. 3 degli indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria, mentre per il presunto capo dell'organizzazione sono scattati gli arresti domiciliari e il divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale e imprenditoriale del settore creditizio e finanziario, essendo un promotore finanziario intermediario con le poste. Per il dipendente di Poste Italiane il GIP ha disposto il divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale, sospendendolo per 1 anno.
A Catania furto nel quartiere di Picanello, nella sede dell'associazione Vita 21, sono state rubate anche le colombe che erano state realizzate dai ragazzi con sindrome Down. Sentiamo Tonino De Mana. Inquietante, vigliacco, cattivo, brutale, meschino. È difficile trovare anche un aggettivo per la vile irruzione e il conseguente furto messo in atto ai danni dell'associazione Vita 21 che si occupa di inclusione sociale e sostegno alle famiglie con figli con sindrome di Down. Ignoti si sono introdotti nella sede di via Verzini, al quartiere di Picanello, per arraffare tutto quello che si poteva prendere, dal PC al televisore, dalla scopa elettrica al frullatore, elettrodomestici donati per consentire una serena permanenza agli ospiti della struttura. E fa male sapere che sono state rubate anche una trentina di colombe fatte dai ragazzi con sindrome di Down, il cui ricavato sarebbe servito per autofinanziare la stessa associazione. È stato sicuramente un colpo al cuore che non ci aspettavamo, anche perché oltre ad aver rubato elettrodomestici vari di poco conto, hanno rubato le colombe Volio che facevano parte di un progetto di avviamento e di preparazione al lavoro per ragazzi con disabilità cognitiva. Ne è rimasta soltanto una. Ne è rimasta soltanto una che facciamo vedere qua. Evidentemente ci hanno voluto graziare lasciandoci in qualche modo il ricordo. E c'è anche una notizia bella, quale? C'è una notizia bellissima, tantissime persone si sono già fatte avanti per ricomprare gli elettrodomestici, per darci aiuto economico e per far sì che Cosa 21 possa velocemente dimenticare questa brutta parentesi. Tuona il presidente del secondo municipio, Claudio Carnazza. Si ravvedano questi indegni, questi esseri inutili che hanno compiuto questo vile gesto. Da queste parti non è proprio una buona Pasqua. Circa 21.000 litri di gasolio adulterato sono stati sequestrati alla Guardia di Finanza di Siracusa. Il gasolio era pronto per essere immesso in commercio in 3 impianti di distribuzione nella provincia aretusea. E adesso andiamo ad Agrigento, giovani determinati e con un'idea chiara: valorizzare Agrigento dal basso, con iniziative culturali nei quartieri dimenticati. Nasce così Oltre Capitale, il progetto alternativo e indipendente che affianca Agrigento Capitale alla Cultura 2025. Ci dice di più Davide Sardo. Non aspettano, agiscono. Sono giovani, competenti e legati alla loro città. Mentre il progetto istituzionale Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 fatica a decollare, loro vanno oltre. Nasce Oltre Capitale, iniziativa indipendente promossa da 8 associazioni locali per valorizzare la città dal basso attraverso eventi, laboratori e attività nei quartieri spesso dimenticati come Rabato, Villa Seta, Bibirria e Montaperto. Un progetto collettivo e inclusivo che punta a ridare centralità a luoghi marginali con arte, musica, teatro, cibo e tecnologia. Non una protesta, ma una proposta, un'alternativa concreta che vuole affiancare, arricchire e andare oltre l'esperienza del 2025, lasciando un'eredità reale. Il gruppo ha lanciato anche una mappa alternativa della città e un sondaggio per raccogliere storie, ricordi e luoghi da riscoprire. Oltre Capitale è già online con un sito e un profilo Instagram. Il messaggio è chiaro: un altro Agrigento è possibile e il momento è adesso. L'antico Egitto in mostra a Ragusa, per la prima volta in Sicilia, esclusivi reperti delle collezioni del Museo Egizio di Torino. Veronica Barbarino. Mummie, faraoni e misteri. È un viaggio nel tempo lungo 3.000 anni di storia, quello che racconta la mostra Gli Egizi e i doni del Nilo, inaugurata a Ragusa all'interno del Museo della Cattedrale Palazzo Garofalo. La Sicilia per la prima volta ospita 24 esclusivi reperti delle collezioni del Museo Egizio di Torino per un percorso espositivo sull'antica civiltà nilotica, integrato da oggetti provenienti da musei siciliani. I visitatori che si recheranno presso questa mostra quindi avranno la possibilità di conoscere l'antico Egitto attraverso reperti che in realtà a Torino non sono fruibili perché conservati nei nostri magazzini. Reperti che raccontano una storia lunghissima, che sono tra di loro tutti diversi per tipologia, per epoca storica, ma anche per sito di provenienza. Dall'epoca predinastica all'età greco-romana, un viaggio affascinante con cui conoscere le abitudini, l'arte, la religione e le tombe degli antichi re. Stele, amuleti, papiri, tra i capolavori in mostra anche un antichissimo vaso, le cui pareti raccontano l'attività che si svolgeva lungo il Nilo, e un modellino di imbarcazione proveniente dai corredi funerari. Meritano particolare attenzione il set di canoni
canopi in alabastro appartenente al defunto Ptahotep, caratterizzati da questi coperchi zoomorfi dove sono rappresentati i figli di Horus, oppure la maschera funeraria in cartonnage che serviva a proteggere una delle parti più importanti del corpo del defunto, che era appunto la testa. Ogni reperto è una finestra aperta sul pensiero simbolico egizio e sulle sue straordinarie capacità artistiche e tecniche, tutte da scoprire. La mostra è visitabile fino al 26 ottobre. Adesso una breve pausa e poi il calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, il Catania ricarica le batterie e pensa già ai playoff. Rossazzurri spettatori interessati per la lotta al quinto posto. Si svuota intanto l'infermeria, primi allenamenti anche per Guglielmotti. Tonino De Mana. È un turno, il penultimo, dove il Catania starà a guardare, ma sarà certamente spettatore interessato perché la corsa al piazzamento è lanciata e il quinto posto in ottica playoff fa gol a molti. Riflettori puntati su Latina Potenza e Benevento Trapani. Il Picerno come il Catania osserva un turno di riposo. Queste due partite si intrecciano con il destino degli uomini di Mimmo Toscano che nell'ultimo turno della stagione regolare renderanno visita ai lucani in una gara che potrebbe essere quasi uno spareggio per il quinto posto. Sulla carta il Potenza, impegnato sul campo del Latina, virtualmente salvo, potrebbe scavalcare il Catania, con gli etnei a quel punto costretti a vincere per effettuare il controsorpasso. Si vedrà. Intanto la pausa forzata consente ai rossazzurri di allenarsi con serenità e soprattutto di recuperare tutti gli effettivi, eccezion fatta per i lungodeggenti Beters e Luperini, e si è rivisto in campo al Cibalino anche Guglielmotti, che ha preso parte agli allenamenti candidandosi per il match del 26 aprile a Potenza, dove potrebbe accumulare minuti importanti in vista degli spareggi promozione. Di sicuro è un Catania motivato e determinato, capace di blindare la difesa e collezionare ben 19 punti su 30 a disposizione nelle ultime 10 gare. L'Osservatorio delle manifestazioni sportive ha autorizzato la trasferta a Potenza dei sostenitori del Catania, ma solo per i possessori della tessera del tifoso. La crisi del Messina Calcio, niente da fare per il tentativo in extremis di alcuni imprenditori. La somma necessaria non è stata raggiunta. Sciotto si è tirato fuori. Non sono state pagate le spettanze ai tesserati. Pronto quindi il nuovo deferimento che porterà a punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione. Francesco Triolo. Naufraga la scialuppa di salvataggio per mantenere in vita il Messina. L'appello dell'amministrazione comunale e di alcuni imprenditori della cosiddetta cordata dei volenterosi non raggiunge l'obiettivo dei 312.000 euro necessari al pagamento degli stipendi e dei contributi ai tesserati da effettuare entro la mezzanotte. Ci si è fermati a meno di 200.000 euro e nemmeno Sciotto, azionista al 20%, che in un primo momento aveva dato la sua disponibilità, avrebbe contribuito. Il notaio Dino Majorana, quindi, che era stato chiamato come garante dell'operazione, adesso provvederà a restituire le somme a chi aveva contribuito. In mattinata il direttore sportivo Domenico Roma insieme al sindaco Basile e all'assessore allo sport Finocchiaro avevano tentato le ultime carte, quindi Stefano Alaimo, presidente in carica, l'unico che aveva accesso alle operazioni bancarie del club, ha firmato la procura ad operare dal notaio. Le sue parole all'uscita dallo studio dicono tanto. Vedranno Sisse con Sciotto, che sono loro gli azionisti, vedranno insieme. Io do le dimissioni perché non ho le condizioni per poter lavorare. Sono stato minacciato, sono stato insultato, ci sta tutto, perché calcisticamente capisco i tifosi, perché anch'io sono stato tifoso e lo capisco. Che l'unica cosa che non capisco è che hanno minacciato di morte mio figlio, un bambino di 13 anni, hanno minacciato mia figlia. Quindi queste sono cose che non capisco. Però che io abbia avuto degli insulti, ci sta tutto. Un tentativo in extremis per tentare di evitare una nuova penalizzazione, ma fallito. Senza l'adempimento economico il club verrebbe nuovamente deferito e si preannuncia una penalizzazione anche di 10 punti da scontare nel prossimo campionato. Ma il futuro è tutto da scrivere e dipenderà da Dudu Sissé e da Pietro Sciotto. In questo clima la squadra può giocarsi ancora la salvezza sul campo, ma con quale stato d'animo affronterà la difficile trasferta di sabato a Foggia? Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento alle 14. Grazie per averci seguito, vi lascio alla rassegna stampa con Emanuela Corsi.